C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, siete pronti per fare una passeggiata virtuale insieme a noi? E allora sì, speriamo, vi portiamo al parco delle colline di Sant'Onofrio al Dosso Vallero. Si parte da Bovezzo ai piedi del Monte Spina, il sentiero da seguire è il 420, la traccia, sempre ben segnalata di biancorosso, attraversa la Val Rotta. A circa 530 metri si raggiunge la località Pentere di sotto e di sopra. In un'ora abbondante si arriva a Sant'Onofrio a 972 metri di altezza con 700 metri di dislivello. Da qui il Dosso Vallero si raggiunge in 10 minuti con il sentiero 371. La discesa porta sino a Cascina Cocca per poi seguire il sentiero 434. Si prosegue verso Nave e la Crocetta. Si arriva a Cascina Mezzane, da lì con il sentiero 433 alla frazione di Cortine di Nave e India Bovezzo. Il percorso totale di 15 km con un dislivello di 1100 metri e un tempo complessivo di 4 ore e mezza. Bene, siamo pronti allora con la nostra espressione dialettale al gat che piace il pesce, ma non vuol bagnare la zanfa. A Rimini ci sono gatti, sì, pesci di sicuro. Nel salotto di Rimini in compagnia di Mari, senti Mari, ma come sei bella allegra, sportiva, siamo già un po' stivi. Beh certo, una bella giornata, ormai insomma non siamo ancora in periodo estivo, ma insomma le belle giornate calde finalmente sono arrivate. Allora cara Mari, tu non sei romagnola? No, sono dell'Ecuador. Al gat che passa il pesce, ma non vuol bagnare le zanfa. La zanfa. Che zanfa? Zanfa. Al gatto, il gatto è il gatto. Gatto Piace. che piace il pesce, ma non al ganas. Ma non questa è difficile. È difficile. Non vuole bagnarsi. Bagnarsi le zampe. Come a dire che al gatto piace mangiare il pesce, però vorrebbe trovare servito Pesce, ma non vuol bagnare le zampe. che è un monito, un insegnamento a chi vuole raggiungere risultati importanti, ma senza faticare. È stato bellissimo comunque, grazie. Sì, è stato bellissimo che è il gioco nostro. Esperienza. Ci ha fatto piacere, ci ricorderà qui a Rimini e anche in Ecuador, parlerà di noi. A Brescia. Un po', Allora Vale, guarda che c'è il compitino dello smontonotte. Al gat che piace il pe, ma non vuol bagnare la zanfa. il pes. Il pes. Pes, sì. Ma non vuole bagnare la zanfa. Dai, cosa hai capito, Vale? Che si vuole bagnare il piede ma senza bagnare la gamba. Chi? Non lo so chi. Ecco, che piace, no, gli piace. Al gatto piace. Ok, al gatto piace bagnarsi il... No, piace, è il pesce. Sai cos'è il pesce? Se vai al porto, il peschereccio te lo dà, cioè il... Ok, quindi al gatto piace il pesce, ma non vuole bagnarsi la zampa. Che detta così significa che vorrebbe avere le cose senza sforzarsi troppo. vedi Valentina che mi sei di un'intelligenza che solo tu hai, quindi raggiungere dei risultati un po' difficili senza impegnarsi col minimo sforzo, insomma. Ma sappiamo che nella vita, Valentina, lo sai tu che hai fatto concorsi su concorsi per diventare brava infermiera, vero? O sei figlia del primario? No, purtroppo niente, non sono figlia d'arte. Va bene, alla prossima da Rimini, ciao, grazie.